Allora c'è 12 minuti l'esecuzione di Kylie che potete ascoltare nella condizione, in realtà è un brano che deve essere eseguito sempre di spalle. E quindi siete giusti? La visione. Perché loro sono sopra. Siete proprio giusti, siamo proprio giusti.
Allora vuoi dire una parola finale? Una parola proprio su Siciliano. Sì, questa è l'ultima, una cosa che era la pulsazione che ascoltiamo. Questo è stato realizzato su... Voi sapete che l'anniversario di Hiroshima viene celebrato sempre dal monaco shintoista che dà un colpo di gong a quell'ora. E questo è partito, Kairoi, infatti è costruito su quella pulsazione di Hiroshima, e questo fu realizzato, io lo realizzai in occasione della giornata degli artisti per la pace nel 91, che si fece a Teatro Goldoni in occasione della prima guerra dell'Iraq. Quindi è tutto quello che c'era, o quello che nell'immaginazione potrebbe esserci all'interno di quella pulsazione, che però può essere fatta con un disco di metallo che poi che risuona. Quindi forse questa era la cosa importante. Poi hai voluto risuscitare Gigi Nono anche un po'? O no? Sì. Ci pare di sì. Speriamo che ci sia sempre. Intanto ringraziamo la Kiki, Roberto Barbieri, Nicola Giusternino.